E questo è il problema, perché la corruzione in Veneto costa 6 miliardi all'anno. Pensavo che avessi la puzzetta sotto il naso, invece parla con tutti. Una cosa che potrebbe aiutarti a andare meglio le cose. Parlare con Enel e gli altri cosi che abbassano le tasse. Fuori dai terremoti siamo un paese che lo ha solo sognare il Signore. Grazie della bella accoglienza, buongiorno. Io sono venuta qui apposta per Brava. questo motivo. Questo progetto è stato portato in Europa con le 6.000 firme raccolte e quindi niente, io ufficialmente le consegno per conoscenza questo studio contro questo progetto di traforo del Monte Grappa. Io sono contraria alla Valsugana perché essendoci già la Val d'Astico non vedo perché bisogna martoriare un territorio che ha già dato. Abbiamo tutta la determinazione di portare avanti questa grande campagna di ascolto. Adesso sono entrati con le ruspe in proprietà private senza dare nessun avviso, per cui la regione deve stare attenta anche a queste cose. Perché le strade normali saranno ancora più frequentate di adesso perché nessuno prende una superstrada a pagamento. Noi dobbiamo costantemente verificare l'iter dei lavori, controllando che si rispettino i tempi, che si rispettino le prescrizioni, che si rispettino le persone. Ovviamente io valuterò se andare a riconsiderare la procedura, cioè da Presidente posso riconsiderarla, potrei chiedere una nuova verifica di impatto ambientale. Presidente, buonasera. Io la chiamo Presidente perché non sono scaramantico. Il valore principale è la salute, è la persona, è la famiglia, quindi i servizi alle persone e alle famiglie. A noi mancano servizi di prossimità, però siamo pieni di USL che potrebbero essere riorganizzati, determinando così un risparmio, per aumentare invece i gruppi di medicina integrata, che sono ambulatori dove più medici si mettono insieme per offrire 12 ore o 24 ore al giorno servizi ai cittadini. Tirar su muri e barricate non ci fa vincere la sfida internazionale globale, anche perché i veneti hanno tutte le potenzialità per vincerla e per essere i migliori. Posso dirvi la sfida che io ho nei prossimi anni? Far ritornare il Veneto la prima forza manifatturiera. Io prevederò la totale defiscalizzazione, cioè il fatto che tutte le spese per la sicurezza vengano tolte.